Le brume dell'Odigiano, gli alberi sottili e spogli che circondano le cascine, il Po, la stazione dell'alta velocità disegnata da Calatrava, il traffico di Bologna, il panino appena stiepidito dell'autogrill, l'insalata di Tania, Sasso Marconi, l'Appennino che inghiotte il segnale, il caffè, il sole al di là dell'Appennino, Alessio che dorme dietro, Firenze, le code, le colline, i borghi fieri in cui non metterò mai piede, la rupe di Orvieto, Tania che parla di lavoro, il profumo di casa, il cyborg di Attigliano, papà ci andavi? La torre mozza di San Liberato, le industrie chimiche, la scritta quasi interamente cancellata, tutte le mete saranno raggiunte. Il balcone da cui si affacciava una fidanzata persa nella notte dei tempi. La scritta Narni, casa. 6 ore che ogni volta sono una spoliazione. Durante il viaggio mi sento come una meteora che incontra l'atmosfera. Inizio a perdere pezzi e quando arrivo a destinazione di me rimane soltanto il nucleo fumante. Parcheggio la Jaguar accanto alla Panda celeste di mio padre. Nel grande piazzale sterrato dove da bambino mi sfiancavo col pallone. Alessio schizza fuori. Si allunga per riacquistare l'uso di gambe e braccia. Tania resta in macchina. Finisce di rispondere a una mail. Sono le 5:30 e la Conca Ternana è già un lago di oscurità. La città, dalla collina su cui sono nato, ammonta un'esile fila di luci lontane. Si apre la porta della taverna. Mio padre esce con il giaccone da lavoro addosso, i capelli biancorossi spettinati. Alessio gli va incontro e si abbracciano. Quanto sei cresciuto! Il romanzo di oggi si intitola Scorza, ne avete ascoltato un brano, scelto e letto dal suo autore, Daniele Dionisi. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella e se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Scorza è il cognome di Fausto Scorza, amministratore delegato di un'agenzia di pubblicità milanese, marito di Tania, anche lei brillante manager di un'agenzia concorrente, e padre di Alessio, un preadolescente timido e idealista. Nomen omen è il caso di dire qui, perché Fausto è un uomo spregiudicato, che l'età sta rendendo sempre più determinato a eliminare qualsiasi ostacolo si mette in mezzo alla sua strada. Spregiudicata quanto lui è Tania, sua moglie, che però ha il vantaggio anagrafico di essere 15 anni più giovane. Una gara d'appalto in cui sono avversari e una ristrutturazione aziendale imposta all'agenzia di Fausto dalla casa madre inglese innescano una spirale di vita in cui il protagonista lotta e combatte per l'unica cosa che gli interessa davvero, il potere. Allora Daniele, diciamolo subito, Fausto non è proprio un personaggio con cui sia facile empatizzare, non è proprio simpaticissimo, anzi è il classico quasi boomer che non ha aggiornato in qualche modo la sua visione del mondo, il suo modo di pensare, il suo linguaggio ai tempi che sono cambiati. Leggendolo ho pensato a quanti come lui ci sono, soprattutto in certe realtà professionali. La prima domanda che ti volevo fare è quanto il suo modo di essere dipende proprio dal fatto che lui sta invecchiando. L'età è un tema che torna sempre in questa storia. L'età è la chiave del suo incattivimento, probabilmente è il motivo per cui poi le sue ambizioni diventano aggressive e diventano offensive nei confronti di tutto quello che lo circonda. Lui antepone la necessità di conservare quello che ha creato nei 50 anni di vita precedente, anche per quest'ultima parte di carriera in cui lui ha paura di perdere tutto. Prima di tutto lo status, ma non solo lo status, anche l'immagine che si è creata verso chi l'ha visto bambino, giovane. Infatti le due ambientazioni del romanzo sono Milano e l'Umbria, che è il suo luogo di nascita, quindi
la voglia di far vedere che si conta ancora, e questa voglia è quella che incattivisce il personaggio e che tira fuori il peggio di sé. Infatti il figlio di lui dice che fino a quando non viene toccato il suo interesse potrebbe anche essere una brava persona, se non viene toccato appunto quel nucleo. E noi lo prendiamo in questa storia proprio nel momento in cui il nucleo che costituisce la sua identità, quindi il potere, la ricchezza, la forza, sono minacciate. Soprattutto il fatto che vengono minacciate da chi ha in famiglia, cioè dalla moglie, è qualcosa che manda in tilt tutti i suoi meccanismi, tutti gli schemi che si è creato, perché lui è convinto che la moglie gli debba molto, tra l'altro, perché sempre in questo schema di uomo boomer nato con certi principi pensa di aver creato lui le persone che lo circondano, pensa che gli debbano essere riconoscenti, che gli debbano tutto il successo che anch'esse hanno avuto. Il fatto che questa riconoscenza venga a mancare perché c'è una situazione di sfida professionale che porta a scoprire un po' le armi, no? A far cadere un po' le difese, questo è qualcosa che tira fuori il peggio di lui. E sono cosciente che in effetti in questo romanzo viene tirato fuori il peggio, è proprio quello che cercavo di indagare. Sta invecchiando Fausto, ma sta invecchiando anche il mondo per cui lavora, che è quello della pubblicità. Non che la pubblicità non conti più nulla, ma un certo modo di farla non è più attuale, come non sono attuali certi guadagni stellari, certi lussi, certi numeri. Mi chiedevo se insieme al declino di Fausto tu volessi anche raccontare un po' il declino di un certo mondo. Volevo raccontare il declino, sì, qualcosa che investe non soltanto il mondo della pubblicità, ma tutto il mondo del lavoro. In questo caso il mondo della pubblicità è solo un sintomo, un esempio di un mondo dove il margine per vivere di rendita si è assottigliato, quindi gli sforzi delle persone devono moltiplicarsi per mantenere quello che si è guadagnato in precedenza, no? Uno status o qualsiasi cosa si sia guadagnato. Quindi il moltiplicarsi degli sforzi per avere lo stesso risultato penso che sia una cifra tipica della nostra epoca e che mette in crisi i nostri schemi, proprio perché poi viviamo con l'idea di un'età dell'oro dove c'era abbondanza. In pubblicità è una narrazione che si fa spesso, no? Gli anni 80, fino ai primi anni 90 erano anni in cui giravano tanti soldi, le persone potevano permettersi di essere fuori di testa, in un qualche modo, di essere originali, di raccontarsi e di essere fuori dagli schemi. Adesso c'è invece un rientro un po' negli schemi di un lavoro più canonico, impiegatizio. Quindi si è perso il romanticismo, no? Nel racconto che si fa di quello che era un lavoro che forse non è mai esistito, non lo so, io non lo so perché non ho vissuto quegli anni, quindi mi viene il dubbio a volte che non sia mai esistito. Comunque sì, il personaggio sente che anche quel mondo lì sta cadendo insieme a lui, sta invecchiando, sì. La vecchiaia è proprio la cifra, ma non in assoluto, proprio perché è vissuta in contrapposizione a chi è ancora giovane e chi ha ancora davanti, no, quello che invece è stato il futuro che si aveva avanti quando si era giovani. È un uomo preso da invidie, da sentimenti di rivalsa verso chi ha ancora le carte in regola per avere un futuro davanti, no? Quindi tutto questo contrasto con chi è ancora giovane, con chi è al passo con i tempi, con i nuovi linguaggi, lo manda un po' in tilt. Lui, tra l'altro, questo nemico ce l'ha in casa in qualche modo, che appunto è sua moglie Tania, che da sua stagista è diventata poi sua concorrente. Tania è silenziosa, è raffinata, ma è spregiudicata quasi quanto lui. Tuttavia io personalmente, per esempio, non sono riuscita a trovarla così disprezzabile quanto Fausto. La so comunque una figura ambigua, perché lei non è mai veramente vittima, non è mai veramente antagonista.
Chi è Tania? È una persona che legittimamente cerca il suo spazio e cerca, come tutte le persone che hanno vissuto per tanti anni all'ombra di qualcun altro, si sente legittimata a prendersi quello che le spetta, no? A riaffermare la propria identità anche in opposizione, in questo caso, a chi invece reclama una genitura nei suoi confronti, ancora un'autorità. Quindi è semplicemente una persona che lotta con i suoi sensi di colpa, ma li mette anche a tacere, quindi diventa spietata nel momento in cui si sente autorizzata a prendersi quello che le spetta. Quindi è sempre un po' sul filo tra la comprensione o il ricordo di quello che è stato il rapporto con lui e la voglia di scrollarsi di dosso, invece questa autorità forzata che lui cerca ancora di imporre anche con l'inganno. Quindi quando poi lui sorpassa il limite, lei si sente autorizzata a fare qualsiasi cosa e diventa anche lei spregiudicata, ma lo fa solo quando lui supera un certo limite, come ci succede spesso, no? Ci freniamo fin quando non succede qualcosa o le persone non fanno qualcosa che ci legittima a prenderci quello che abbiamo. Quindi è una persona semplicemente presa in un momento in cui si sente legittimata anche a calpestare, a non guardare più in faccia anche l'uomo con cui è stata, perché lui non si è comportato correttamente nei suoi confronti. Quindi in questo molto umana, secondo me. Si prende le cose quando pensa che sia il momento giusto per prendersele. A fare un po' le spese di questa dinamica è Alessio, il figlio di Fausto e Tania. Come mai Fausto non riesce nemmeno a essere un buon padre? Anche lì ci prova ad essere un buon padre e all'inizio pensa di essere un buon padre, però è un uomo pervaso dal senso di competizione e in questo anche la competizione con la moglie per chi ha il rapporto privilegiato con il figlio è qualcosa che mina sin dall'inizio il rapporto con il figlio, no? Perché lui si sente di avere un rapporto privilegiato perché è giocoso con il figlio, perché ha un modo maschile di giocare con il figlio, no? Poi però quando questa adolescenza volge al termine, i paradigmi cambiano, lui sente di allontanarsi e il figlio si avvicina più alla moglie e questo coincide anche poi con la loro crisi, quindi penso che sia competitivo anche nel cercare l'amore del figlio nei confronti della moglie. Anche qua forse è un portare agli estremi una dinamica che comunque c'è nelle famiglie, no? Una competizione per chi ha il rapporto più privilegiato, più la corsia preferenziale con l'unico figlio che poi hanno, quindi improntare anche nei rapporti umani quello che poi si è preso dal mondo professionale. A proposito dei genitori, il libro inizia con la genitrice di Fausto, Adele, la signora Adele, che è una signora ormai anziana, che è la tipica mamma di maschio, io lo dico che sono anche mamma di maschio, di femmina e di maschio, per la quale, insomma, il figlio non sbaglia mai, no? Mi chiedevo se ci fosse una specie di un po' di critica in questo modello materno, nella costruzione di questo personaggio. Sì, mi sono molto divertito a raccontare il rapporto tra Fausto e la madre, proprio perché mi ha sempre divertito questa tendenza della madre dei maschi a giustificare, a glorificare il figlio, no? Quindi essere sempre in prima fila quando lui ha un momento di celebrità pubblica, poi invece quando c'è un momento di difficoltà comunque a giustificare o a sotterrare le male lingue, le cattive voci che circolano, no? Se sono madri che si ingegnano in più modi per far venire fuori sempre il lato migliore del figlio, quindi ho scelto anche questo paradigma perché mi divertiva raccontarlo, ecco. Sì, infatti dobbiamo dire che comunque questo libro è molto divertente, anche ha dei tratti grotteschi, ha dei tratti ironici, è anche molto divertente.
In questa storia ci sono i corpi, c'è il sesso, ci sono i pensieri di Fausto riguardo ai corpi, alle donne. Mi è venuto in mente che qualche tempo fa, forse già qualche anno fa, uscì questa chat proprio di colleghi di un'agenzia pubblicitaria e mi chiedevo se ti fossi un po' ispirato anche a quello, come modello maschile di quel mondo. Non più di tanto, cioè è un modello che comunque è sempre in auge, non solo nelle agenzie di pubblicità, e quindi volevo che il suo sguardo fosse peloso, no? Fosse urticante, che comunque lui buttasse sempre l'occhio nella parte più pruriginosa in qualsiasi contesto, perché non poteva che essere così. Un personaggio è un po' il correlativo oggettivo della fame che lo alimenta nel mondo del lavoro e del business, anche in quello, diciamo, del sesso, anche se poi è più un insistere dello sguardo che un moltiplicarsi di relazioni nella sua vita. Ecco, è più questo aspetto qua, però era essenziale per tratteggiare il personaggio. È un predatore, insomma, in ogni ambito. Sì, infatti un predatore che poi applica questa fame al business, ma anche a tutto il resto, e anche alla sfera privata e anche a quella politica, che rappresenta un po' il suo secondo tentativo di rilancio. Ecco. Dicevi che questa storia si svolge in due posti, Milano e Narni. Milano è una Milano di denaro, potere, lavoro, che sono tre elementi che sono spesso associati alla città di Milano. Pensi che la narrativa sia ancora questa? Questo romanzo è ambientato, diciamo, prima del 2020, al limitare del 2020. Pensi che sia ancora così? Per la città di Milano, intendo. A livello di stereotipi, sì, è il modo più facile di dipingerla, probabilmente. Non è interamente così, ma è qualcosa che viene fuori se Milano la conosci da un po' e ci entri dentro. È sempre stata una città, per come la vivo io, che ci vivo insomma, da 12 anni, non da sempre, una città in cui c'è tanto se vuoi andare sotto la superficie, per cui c'è anche una Milano sicuramente che esce da questi stereotipi. In questo caso lo stereotipo mi faceva gioco per raccontare poi invece questa Arcadia ideale dell'Umbria, no? Che è un altro posto investito da stereotipi, gli stereotipi appunto della tranquillità, del cuore verde, e negli occhi di chi vive a Milano può essere appunto una fuga, che per il protagonista di questa storia è una fuga ideale, è qualcosa che sta lì per ricordarti sempre che se va male qua c'è un posto più umano, più accogliente che ti aspetta, salvo poi che se torni in un posto del genere dopo un'esperienza segnante, formante, probabilmente tendi anche ad inquinare quel posto lì con i meccanismi che hai introiettato nella grande città. Quindi ho estremizzato un po' questi stereotipi proprio in funzione anche di una dicotomia con questo terreno ideale dell'Umbria. Infatti, perché quest'Umbria che all'inizio può essere il mulino, diciamo, perché lui inizialmente sogna di prendere questo mulino come il mulino bianco, no? Però poi quello che succede, adesso non lo raccontiamo, ma è che lui davvero porta un modello milanese, tenta di portare un modello milanese in un contesto che è completamente diverso, quindi diciamo il lato tranquillo dell'Umbria alla fine non lo soddisfa più di tanto. No, anche perché c'è l'arroganza, no? Di portare in un posto che si suppone rimasto indietro, no? Una modernità, un approccio che è quello aziendalista, improntato sui risultati, sulla performance, salvo poi accorgersi che le persone non sono interessate a quei risultati, no? Non sono interessate a quel mondo, quindi quello che il personaggio pensa di portare di valore aggiunto è un valore che non viene riconosciuto, è una moneta non spendibile in quell'altro contesto, e quindi anche questo è un veicolo di frustrazione, no? L'idea di sentirsi
padrone di un capitale di sapere, di possibilità così alto, che però poi è fuori corso in quell'altro contesto, nel contesto dell'Umbria. In questa storia di Scorza nessuno mi pare sia innocente. Perché? Perché penso che nessuno di noi sia innocente, quindi non vedo perché dovrebbe esserci qualcuno che si salva. No, perché sì, penso che ci siano delle situazioni che mettono alla prova l'innocenza che pensiamo a volte di avere, e in questo caso sono persone prese in un momento della vita in cui è impossibile essere innocenti. Diciamo, avere qualcuno innocente all'interno di questo contesto mi sarebbe sembrata una nota stonata, non veridica e non veritiera, e quindi sì, è un romanzo in cui non si salva nessuno alla fine. È giusto così, penso, non lo so, per me sì. Nella vita di Fausto e quindi anche nella storia si aprono qua e là delle possibilità di redenzione che però lui non coglie mai. E volevo chiederti che cos'è che alimenta questo suo motore di andare avanti ostinatamente nonostante tutto e questa sua cecità. Sì, infatti, no, come dicevi, la redenzione sembra sempre a portata di mano, ma alla fine non viene mai colta, perché c'è sempre un interesse da perseguire. Quello che mi interessava raccontare anche è come questi interessi poi portino paradossalmente una persona comunque forte da quel punto di vista, grintosa, che si sente un leader, ad umiliarsi invece, al contrario, per poi continuare a mantenere il suo status, no? Quindi alla fine andare anche a pregare un cliente, una partner per un budget, per qualcosa che prima si dominava, no? Quindi la redenzione è sempre qualcosa che poi si infrange sull'esigenza di fatturare, portare a casa, e qualcosa che appunto porta poi una persona che era prima dominante ad umiliarsi, a chiedere, a fare sotterfugi, ad umiliarsi di fronte agli altri e di fronte a se stesso. Quindi la perdita della bussola è sempre continua, no? Perché un tentativo di riaffermare il proprio controllo, la propria volontà di controllo, ma il mondo sfugge, il mondo non è più prono a quel paradigma e a quella persona. E quindi la realtà si rivela, no, impossibile da gestire, per cui poi si ribalta tutto in un decadimento, in una crisi. Invecchiare non piace a nessuno, a Fausto Scorza ancora meno, ma lui ha la sua prostata che gli ricorda che il tempo passa inesorabilmente. Ti faccio una domanda la cui risposta non c'è nel libro, ma mi veniva. Come si fa a perdere, secondo te, la giovinezza, la rilevanza, il potere senza diventare Fausto Scorza, senza coltivare la rabbia? C'è un modo? Secondo me sì, c'è un modo, è concentrarsi sul nucleo di passioni che ti animavano quando eri forse adolescente, no? Recuperare dei sogni e delle aspirazioni che possono essere in campo artistico, artigianale o semplicemente emotivo. Recuperare qualcosa che era in te prima che il mondo ti facesse perdere l'innocenza, no? Visto che questo è un mondo in cui nessuno è innocente, ed è vero, secondo me la salvezza è nel recuperare quel qualcosa di te che esisteva e che era il tuo nucleo quando ancora ti potevi permettere di essere innocente, perché oggi personaggi come questo del libro, ma un po' tutti, non possiamo permetterci di essere innocenti, perché quando mostri di essere innocente ti esponi, no? Ti esponi ai predatori, ai saccheggiatori morali e materiali, no? Quindi l'innocenza è un lusso che non possiamo permetterci. Se invece ad una certa età
quando tante possibilità si sono esaurite, perché l'invecchiamento, no? E poi anche questo è l'esaurimento delle possibilità. Quando le possibilità si sono esaurite, se si riesce a recuperare quello che eri quando eri innocente, forse è una via di salvezza per non diventare Fausto Scorza. Abbiamo dato voce a Scorza di Daniele Dionisi, Giulio Perrone editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Simone Pieranni, in redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci, il project manager è Marco Paltrinieri, il producer è Alex Peverengo, coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.